Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno.
Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Amici della Crese, ancora buonasera e benvenuti al Crese Village Campo 1 di Domio. È il momento della seconda semifinale Crese over 35 di fronte le formazioni di Friul-Broi in giallo e Termogas Sistemi in maglia nera, la formazione che ha giocato e che gioca questo primo pallone dopo il fischio dell'arbitro che è Bencic. Si gioca come sempre su due tempi da 25 e poi in caso di parità subito calci di rigore per andare a vedere chi sfiderà in finale domani Termo Dream Project alle ore 20 per aggiudicarsi questa edizione della Crese over 35. Seguiamo questo attacco da parte della formazione in giallo che riparte da il giro palla e subito il tocco e il fallo per il fischio per il fallo su Germani. Calcio di punizione con Patrick Bordon che prepara la battuta di questo piazzato, chiama la distanza e allora a tempo Ilic, il portiere di Termogas, di sistemare la barriera a 3. Si allontanano tutti, c'è soltanto Bordon che conta i passi, fa girare il destro. Bella la conclusione, deviazione da parte di Ilic. Allora primo calcio d'angolo della partita che verrà battuto da Francesco Laghezza, palla morbida sul secondo palo allontanata da Simic, poi schizza via il pallone, raccoglie Lorenzo Franchini, portiere come potete vedere senza guanti, quindi e anche senza numero. E anche senza numero. Giro palla difensivo per Friul-Broi, Luca Bandel cerca la trasmissione profonda verso Mattia Folla, contrastato efficacemente da Marco Milenkovic, altra laterale in zona offensiva. Laghezza lavora, questo pallone va da Bordon, intervento duro ma sul pallone dice Bencic, alla peggio l'attaccante che però si rialza e allora Destasio ricomincia, Bandel all'indietro, Franchini. Ricordiamo come sempre gli sponsor di questa edizione, title partner Zanutta, Tal, Belletti Group, Edili Impianti Trieste, Onoranze Funebri Torrebianca, NCA Web, poi main partner BCC Venezia Giulia, Macelleria D'Aremo e Farmacia Picciola. Con qualche difficoltà, chiusura difensiva da parte dei giocatori di Termogas Sistemi con la giocata risolutiva da parte di Misic. Ora la ripartenza, uno dei primi palloni giocati in attacco dalla formazione in nero. Chiude però Di Stagio che prova a spingere la ripartenza, frenata e tocco per Folla però contrastato in modo efficace. Altro giro palla con Jurincic che riceve sulla destra, si va in orizzontale, tutto chiuso, il tocco verso Gajic, l'uomo più pericoloso di Termogas, che si affida alla giocata di Vladimir Brdar. Proprio Gajic, destro respinto dalla difesa, si chiudono le maglie gialle, palla vagante, tocco decisivo di Destasio, poi Laghezza, Bordon risalgono il campo con qualità, poi scappa via il destro con l'esterno da parte di Laghezza. Recupero immediato però da parte di Friul-Broi. Bordon dentro verso Folla, palla imprecisa, raccoglie Ilic, 0-0, 3:30 sul cronometro di questo primo tempo.
stranissima la situazione precedente nell'area di rigore della squadra in completo giallo, perché c'era solo un giocatore difensivo e 3 di Termogas a provare a far male, a trovare la rete del vantaggio, quello che sblocca la partita. Di Stasio va in azione personale, palla che resta lì per la Ghezza, la chiama Bordon, grande lob e poi l'uscita di Ilic, misura perfetta stavolta da parte di Laghezza per questa verticale sull'attacco alla profondità di Bordon. Dall'altra parte lavora, spalla alla porta a Simic che si appoggia a Gajic, occhi negli occhi con Bandel, serie di finte, vuole liberare il destro ma si inceppa col dribbling. Bandel però non riparte, c'è il contrasto su di lui da parte di Misic, laterale che sarà Frulbroj. Si riparte con retropassaggio verso Franchini, rilancio con il mancino che scavalca la mediana con stile, con il tacco Berdar, poi ancora può correre Laghezza, 1 contro 1 con Misic che ha la meglio, intervento pulito del 14 di Termogas che poi studia lo scenario, prova il filtrante dentro e Gajic non riesce a sentenziare Franchini. Praticamente l'ha appoggiata tra le mani di Franchini, è riuscito lo stop ma non con precisione, era troppo oltre il punto d'arrivo del pallone per piazzarla di prima, stava già uscendo sul fondo con il corpo. Misic prova a far filtrare verso Berdar, recupero a centrocampo, poi Bordon con il sinistro in 2 tempi, Ilic blocca e fa ripartire l'azione di Termogas Sistemi. Prova a muoversi Simic lungo l'out di sinistra, non tiene in campo questo pallone laterale, Frulbroj con le mani ricomincerà. La formazione in maglia gialla, Laghezza, palla complicata da gestire per Germani. Berdar fa filtrare Folla, favorito dal rimpallo, cerca il supporto, aspetta i rinforzi, nello stretto lavora Bordon che poi valuta la situazione, si appoggia sulla Ghezza, grande finta per evitare l'intervento del difensore, poi l'ultimo tocco è di Gajic, ancora dalla bandierina, la formazione in giallo persiste l'equilibrio, 7° minuto, 0-0 in questa semifinale Crese over 35, Bordon col mancino prova a mettere la palla tesa dentro, trova una deviazione che significa laterale Frulbroj. Non era una pessima idea, perché si stava svuotando l'area di rigore da parte dei compagni di Bordon, quindi ha scelto per un'opzione cercando anche un po' di fortuna. Prova la finta, Bordon, non ci cascano i difensori di Termogas, allora spazio per la ripartenza, spinta da Misic, ricomincia da Berdar, ancora dal 14 Milenkovic, porta Jurincic, prova ad imbucare con l'esterno profondo, occhio a Gajic chiuso, poi il raddoppio ad anticipare Folla. Berdar lascia lì un pallone pericoloso, perso, Folla dentro da Bordon, tu per tu con Ilic, Bordon apre il destro ma spara altissimo. Si è divorato il vantaggio Frulbroj con il proprio numero 9, pallone scaraventato oltre la traversa, e qui potevamo raccontare invece un match appena stappato dal numero 9 e punta dei biancogialli. Bello biancogialli. Impostazione Termogas Sistemi con Milenkovic che aspetta uno smarcamento dei giocatori avanti, non lo trova, allora si riparte da Ilic che consegna nuovamente a Marko Milenkovic, filtrante, adesso c'è questa traccia, buono lo scarico di Misic per Berdar, c'è Simic che aspetta, Misic dimenticato dalla difesa, ancora dietro da Berdar che libera il destro in diagonale, palla fuori di poco. Ha stretto la traiettoria col destro a ricercare il secondo palo, l'ha fatto troppo con un giro che è andato a mezzo metro, a 30 centimetri, quindi neanche troppo dal palo della porta difesa da Franchini, che per ora osserva, non troppo complicata la vita da portiere in questo momento per il numero 0. Folla di testa, non riesce ad attivare la corsa di Bordon, laterale in zona difensiva per Termogas Sistemi, vediamo se sale la pressione, intanto c'è
Simic che deve riallacciarsi lo scarpino. Milenkovic. Brdar. 4 giocatori di Friul-Broj nella metacampo avversaria a pressare. Non funziona questa prima aggressione, allora si riguadagnano le posizioni dietro. Misic scava per raggiungere Simic. Buona la palla smorzata per il destro. In corsa, tentato da Dražen Gajic che finisce fuori di poco, vicino al palo della porta difesa da Franchini. Ottimo scambio qui al limite, ha permesso il tentativo piazzato del 10, per sua sfortuna non era stato lasciato troppo libero, conoscono le qualità di Gajic e quindi l'hanno chiuso al meglio, rendendogli difficile la conclusione verso il primo palo. Gajic che è il capocannoniere di questo torneo con i suoi 23 gol, intanto occhio perché c'è un cambio in porta. Esce Ilic, adesso vi diremo forse chi entra. Direi Cilici, tutto abbastanza semplice quando si ha Mattia Bossi vicino. Se non ci fosse Mattia Bossi, finite voi la frase. No, Vitturi, vabbè, a posto così. Rimane Topan, tripletta. Questo abbiamo. Laghezza con le mani, 10° che scade adesso. Bordon spalla alla porta, restituisce all'8. Laghezza chiude troppo il destro verso il primo palo. Il povero e vessatissimo striscione di Omega viene colpito per l'ennesima volta alla ricerca del primo palo, in questo caso della porta da poco coperta da Cilici, che non è stato richiamato il suo primo intervento difensivo. Prova a ricostruire adesso col possesso Termogas. Adesso vedremo anche con i piedi la ricerca lunga da parte di Cilici se cambia qualcosa. Non riesce a lavorare in modo efficace questo pallone Simic, complice anche la pressione di De Stasio che lo accompagna all'uscita. Laghezza può ricominciare la partita con le mani, cercando Bordon a vuoto l'intervento di Misic, poi non si completa il triangolo con Folla che torna, tutto regolare. Bordon, sinistro un po' masticato, si erano fermati i giocatori di Termogas Sistemi ad aspettare un fischio di Bencic che non è arrivato. E allora palla forzata su da parte di Jurincic, buca l'anticipo De Stasio ma è stato spostato irregolarmente da Simic. Simic che ha provato la scelta fisica per liberarsi dalla sua marcatura. Adesso cambio per Friul-Broj. Con l'ingresso di Valencic, maglia numero 4, che si mette riferimento centrale avanzato con Bordon a supporto. Ha cercato subito proprio Valencic. Sfida tra numeri 4 vinta da Milenkovic. Alza il baricentro la formazione di Friul-Broj, sempre 0-0 risultato contro Termogas. Fallo stavolta di Milenkovic che dà a suo modo il benvenuto nella partita a Valencic, che quindi subito è protagonista di una giocata preziosa perché guadagna un bel piazzato anche se da posizione laterale. E la coppiata Valencic-Bordon lì davanti può esprimersi davvero bene. Abbiamo visto che la scelta di mettere il 4 come riferimento frontale è... Lui ne ha di esperienza sul controllo, il possesso palla, lo scarico spalle alla porta. Da lì Bordon potrebbe tirare le vere e proprie sassate. Valencic calcia lui col destro secco, tiene basso il pallone ma lo calcia anche abbastanza largo. E qui cerca subito di trovare il ritmo gara anche con la ricerca verso la porta. Non ha funzionato, un po' di imprecisione, tanta potenza però quella ce l'ha, era subito messa in mostra. Scambio ripetuto tra Cilici e Gajic, poi messo in difficoltà Brdar che riesce comunque, no, tocca a lui per ultimo. E allora palla persa. Laghezza con le mani, sceglie Bordon. Misic molto attento. Replay della stessa rimessa, sempre con le mani, sempre Laghezza. 2 giocatori da aspettare in area, scelto Valencic, chiuso nel sandwich tra Milenkovic e Brdar. Poi palla rischiosa su Gajic che non si accontenta di buttarla via e rischia effettivamente, perché poi Valencic non perdona, tocca soltanto Cilici. Si sblocca questa semifinale al 14esimo, ha segnato Valencic 1-0. E il gol dell'1-0 Friul-Broj ha segnato il numero 4 Matej Valencic.
Apre subito le marcature, è entrato da 1 minuto e mezzo circa il numero 4, contando anche quello livello effettivo di gioco, non tanto di stop e di pausa, e subito si fa riconoscere per le sue qualità offensive. Una volta si diceva sposta gli equilibri, visto che entra in campo e sblocca la partita. Il risultato: vantaggio Friul-Broj, che prova ad insistere con sempre la coppiata Valencic-Bordon, che sviluppano la loro intesa. Qui è efficace la chiusura di Milenkovic, è riuscito soltanto a sporcare il destro secco di Valencic. Gilici appena entrato, la Ghezza di nuovo da Valencic, sempre a lavorare, spalla alla porta il 4, Bordon dimenticato dalla difesa, gran riflesso di Gilici e poi non riesce a ripartire Termogas. Occhio alla Ghezza che libera il mancino, la chiusura di Termogas, ora un po' in affanno la formazione del maglia nera. Stava per funzionare una ripetizione praticamente del gol di Valencic, solo con una posizione più defilata, e al contrario con Bordon col tentativo di girata che però non è andato. Contro ripartenza che ora può tentare Friul-Broj dopo il dribbling non riuscito a Drazen Gajic, come dicevamo chiaramente l'uomo più pericoloso di Termogas Sistemi, capocannoniere della Crese Over 35 con 23 gol segnati nelle partite giocate fino a qui. Milenkovic ha ricevuto da Gilici. Berdar prova a nascondere il pallone a Bordon, poi deve affidarsi a Misic. Gajic, 2 tocchi, Milenkovic sfonda, si appoggia su Berdar che ha traslocato a sinistra. Milenkovic fino in fondo, mette il pallone a rimorchio, si chiudono le maglie gialle e poi l'intervento regolare di Destasio. È entrato anche Predrag Peric, maglia numero 17 per Termogas. La Ghezza, verticale, Valencic, buono lo stop, poi difesa del pallone che non riesce su Gajic, che evita anche Bordon. Si apre il campo davanti al 10, ma è ben posizionata difensivamente la formazione di Friul-Broj. Allora serve la collaborazione proprio del nuovo entrato Predrag Peric, che deve ripartire da Milenkovic. Berdar tra le linee, un po' di spazio, può prendere la mina, libera al destro. La Ghezza si trova su quella traiettoria e respinge la conclusione di Berdar, che recupera. Bordon contrasta, Peric decide di tenersi la rimessa con le mani. Cercato ancora Berdar, smorza di petto, la Ghezza accompagna fuori. Possesso Friul-Broj. E questo nuovo posizionamento consente al 15 di stare lì davanti. Vedremo se un po' questa rotazione darà gli effetti sperati da Termogas, ovvero ritrovare la parità quantomeno. E sta provando ad organizzare una reazione, a farsi vedere di più nella metà campo, nella tre quarti avversaria. Per il momento tiene la difesa di Friul-Broj, ma seguiamo questo attacco con ancora Berdar, servito da Peric, palla di ritorno, scende Jurincic a sinistra e destro, ha capito la sua giocata folla, che recupera, resiste anche la giocata fallosa, e allora ripartenza Destasio, sgambettato da Misic, fischio di Bencic e calcio di punizione. Friul-Broj si è fatto male Destasio. Bencic sembra abbastanza sicuro sulla assenza di necessità di estrarre un cartellino giallo, semplicemente fallo, comunque un veloce richiamo verbale, anche perché sarebbe veramente un peccato iniziare a vedere un match forse con troppe esagerazioni sugli interventi. Si sono già incontrate 17 giorni fa queste due squadre nel girone. Aveva vinto Friul-Broj 4-2 con la tripletta di Toffoli, il gol di Valencic anche in quell'occasione, reti inutili ai fini del risultato per Termogas da parte di Berdar e Jurincic. Ora si è ripreso Destasio, calcio di punizione, Valencic o Bandel a battere questo piazzato da lontano. Valencic parte, ma è una finta, Bandel libera al destro, diventa un tocco per Bordon, che col tacco prolunga. È attento Gilici su un pallone che probabilmente sarebbe uscito. Ti confermo, sarebbe uscito, ma a fil di palo, e quindi Gilici ovviamente non si è fidato, voleva metterci la sua manona per coprire un eventuale 2-0 che poteva arrivare. Con le mani la Ghezza, si fa vedere Valencic dentro, palla che viene attaccata da Folla. Attento Gilici con personalità, la chiama, la prende e la trasmette su Peric, che esce dal traffico, torna a sinistra da Berdar. Ci mette un po' però ad occupare la metacampo offensiva la formazione di Termogas. Allora Gajic, tocco per Milenkovic, sterzata per evitare la Ghezza. Berdar, gioco di prestigio destro-sinistro, ma poi arriva la chiusura di Destasio, che si è ripreso dopo il colpo subito prima.
con le mani Brdar. Palla buona per Misic che ha spazio per controllare, gli scappa un po' via il pallone sulla destra, Franchini respinge ma poi non riesce a bloccare, De Stasio regolare il suo intervento secondo Bencic, poi non esce e Gajic trova l'intervento sulla linea di porta da parte di Foll, vicina al gol del pari Termogas Sistemi. E ci si è avvicinata con il proprio miglior marcatore, non a caso, quando ha trovato il motorino d'accensione attivo, il 10 di Termogas è riuscito a creare qualcosa di pericoloso lì davanti. Adesso qualche problemino per Predrag Peric, che rimane giù in campo e quindi Bencic prova ad assisterlo come può. Bisogna attendere per riprendere, perché Peric sembra potercela fare, direi di sì. Allora, laterale Termogas con Milic dentro teso, Bandel col senso della posizione, ottimo l'arresto di Brdar che controlla corpo e pallone, poi Jurincic verticale, Bandel con la chiusura, Misic di testa, Franchini in vantaggio, scorta l'uscita di questo pallone in rimessa laterale. Ecco, un tema fin qui, almeno della fase difensiva di Friul-Broi, è la altissima presenza di giocatori nella propria metà campo, proprio su eventuali ripartenze, e tra l'altro in questo caso un cambio salva i biancogialli o giallo-bianchi, a seconda delle preferenze, da un eventuale retropassaggio. Non funziona questa giocata di Jurincic a cercare Misic, intanto Mattia Bossi, Ansa by Mattia Bossi ci comunica che Brice Desjardins si sta nutrendo alle nostre spalle, il portiere di Thermodream Project che salutiamo, Thermodream Project finalista di questo torneo, anche se tu non fai l'over 35, no? Giusto. Però è importante segnalare anche perché Desjardins è più presente di noi sui campi della Cresi. Decisamente sì, ha messo la residenza sul campo 1 di Domio di questo mese. Recupero Termogas Sistemi, un po' di spazio per Gajic che mette il mirino sulla porta, sfida Franchini, apre il piattone con il destro e trova il gol del pari al 21esimo del primo tempo, è 1-1. Il gol del pareggio, Termogas Sistemi ha segnato il numero 10, Drazen Gajic, 1-1. L'avevo detto in precedenza, si è acceso il numero 10 e adesso inizia a farsi complicata anche per mantenerlo lontano dalla porta, lui che ha un feeling molto particolare in questo torneo, una caterva di gol. Gol numero 24 della sua Crese over 35 con Termogas Sistemi che è il secondo miglior attacco di questa competizione, lo è stato nella fase a gironi. Questo è il gol numero 38 per la squadra in maglia nera alla quinta partita. Laghezza prova subito a rispondere con questo cross preciso sulla testa di Bordon, attento Gilici, calcio d'angolo, Friul-Broi battuto da Bordon, scavalcati tutti, Laghezza prova a coordinarsi, Misic allontana il pericolo, De Stasio ultimo uomo non può sbagliare, si permette un sombrero, esce in smoking il numero 3 di Friul-Broi che poi si affida al retropassaggio su Franchini, sbaglia lo stop Jurincic. Ancora cercato dentro Valencic, anticipato, mette ordine Brdar, ancora Jurincic, filtrante preciso su Peric, stop leggermente difettoso, non glielo perdona Bandel, rischia Franchini sull'attacco di Gajic, Franchini rallenta l'azione del 10 che però ora può puntare, chiuso Misic, quasi un no look per andare da Peric, palla troppo larga. Buona l'idea di prima del numero 14, un po' sfortunato che Peric non avesse capito le sue intenzioni, era anche complesso sul momento, sicuramente per il 17 che aveva fatto un buon movimento verso il secondo palo, il pallone ad uscire col giro del 14 non l'ha trovato. Occhio a Jurincic che prepara il destro, gli scappa via questa conclusione. Ciao. Franchini, profondo, preciso su Valencic che mette dentro a metà tra un tiro e un cross, facile per Gilici. Ho sentito un'intromissione da bordo campo di Mattia Bossi. Era proprio credo. Mattia Bossi da bordo campo Mattia, proprio lui. Vediamo le due panchine, sono molto attenti. Ah, c'è a Mattia quello che Bossi. succede. Porta palla Jurincic, ancora verticale verso Peric che ringrazia ma non ci può arrivare. Minuto 24, mancano 100 secondi allo scadere dei
25 del primo tempo, eventualmente recupero, forse qualcosa da riprendere ci sarà per un paio di mini infortuni occorsi da una parte e dall'altra ad Estasio e a Peric in questo primo tempo. Proprio D'Estasio batte cercando Valencic che si gira, posizione con pochissimo specchio, deve lavorare Gilici e poi Bordon non riesce a colpire, ma se non altro si tiene questo possesso per Friul-Broi con la Ghezza che batte, Bandel che alimenta l'azione offensiva, sposta e carica al destro, palla alta. Bello movimento di preparazione del numero 2 per la conclusione, poi è stato un po' impreciso sotto pressione, è stato portato più sul destro e col pallone un pochino troppo arretrato, soprattutto il corpo all'indietro ha dato come risultato il pallone fuori. 1-1 a Valencic ha risposto Gajic in questo primo tempo della semifinale Crese Over 35 per stabilire la squadra che affronterà in finale domani Thermo Dream Project, che ieri ha superato 5-2 la formazione di Skuterin. Spazio per Jurincic che si trova tra le linee, Misic converge, prepara con l'esterno alla Modric o alla Quaresma, scegliete voi. Preferisco Quaresma. Va bene. Gajic. Tra l'altro Misic che in precedenza in un'uscita se n'era andato veramente bene tra due avversari con uno spostamento di palla molto rapido. Bordon è spostato a destra per aiutare la squadra ad alzare il baricentro, lamenta una spinta che per Bencic non c'è e allora il possesso, uno degli ultimi di questo primo tempo, sarà per Thermogas Sistemi. E a parte per quell'attimo della rete di Valencic, sicuramente non da trascurare, la coppiata Bordon e numero 4 non ha ancora funzionato al top, almeno in maniera continuativa. Qui è proprio Bordon a commettere il fallo, va subito ad ammettere la colpa, in questo caso a chiedere scusa a Jurincic. Chiude in crescendo questo primo tempo Thermogas con Berdar che trova, o meglio voleva trovare Gajic tra le linee, trova l'intercetto di Bandel. Finisce qui il primo tempo 1-1. Termina qui il primo tempo, come ha detto Walter. Friul-Broi 1, Thermogas Sistemi. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto per i servizi funebri a Trieste. Reperibilità H24, 365 giorni all'anno. Onoranze Funebri Torrebianca. Ci trovate in via di Torrebianca 25A, angolo via Filzi. Una nuova opportunità di confronto. Tutto pronto per il secondo tempo, si riparte dal risultato di 1-1 in caso di parità, calci di rigore. Proprio così, caro Mattia, tutto pronto per iniziare questo secondo tempo della semifinale Crese Over 35 tra Thermogas Sistemi e Friul-Broi. In gol Valencic ad aprire il risultato per i gialli nel primo tempo, a pareggiare ovviamente Drazen Gajic.
Fischia Bencic, è iniziato il secondo tempo, possesso Friulbroi che riparte da Destasio, difensore centrale, l'appoggio su Folla e ora Bandel. Tra le linee c'è Bordon che può girarsi, cerca subito il filtrante verso Valencic, leggermente impreciso, possesso Termogas Sistemi. Vediamo se si accenderà la traccia tra il 9 e il 4 di Friulbroi, se Gajic invece dall'altro lato riuscirà a dare un altro strappo forte lì davanti, magari facendosi aiutare proprio da Peric, che qui si è lottato bene questo pallone. Aiuta la squadra a conquistare una rimessa laterale da posizione interessante, la batterà Misic, si propone Berdar fuori, dentro si muove proprio Peric, l'uscita di Franchini che però poi lascia lì il pallone, ci prova Djordjevic con la maglia numero 6 entrato in questo intervallo, poi rimessa laterale a cercare Peric, colpo di testa in anticipo sul primo palo, palla che esce di poco dall'altra parte. Fin qui sempre particolarmente attento Franchini, nonostante l'assenza della maglia da portiere e i guantoni stessi, è riuscito a bloccare diverse interazioni offensive che non sono riuscite a Termogas. Bella sponda di Valencic, prende velocità Bordon che libera il diagonale sul primo palo, che riflesso di Cilici, calcio d'angolo. Eccolo il momento nel quale si accendono, i due si trovano più facilmente, collaborano lì davanti e ora può avere paura la difesa di Termogas, vedremo se riusciranno a sfruttarlo. Cercato Bandel che piazza la zampata sul primo palo, assist di Bordon dal corner, nuovo vantaggio Friulbroi 2-1. Ha segnato il gol del 2-1 per Friulbroi, il numero 2, Luca Bandel. Gran movimento sul primo palo alla ricerca di spazio e libertà per piazzare di prima la diagonale del vantaggio. C'è riuscito sul servizio di Bordon, e per coloro che seguono spesso la Crese un movimento molto simile, senza la finta classica però, di Marco Hrvatin. La Hrvatin Move l'abbiamo ribattezzata ormai con il contromovimento all'altezza del dischetto senza entrare nell'area piccola prima della battuta, perché ricordiamo in quel caso sarebbe fuori gioco. La chiusura di Berdar, nuovo svantaggio da recuperare adesso per Termogas Sistemi che prova a farlo passando dalla gestione di Djordjevic, poi all'indietro ultimo uomo Milenkovic. C'è Misic che accarezza con la suola, prova a connettersi con Berdar, chiuso, Milenkovic aggressivo, Bandel allontana, Djordjevic può gestire, si tiene la laterale con le mani. Adesso attesa la risposta da parte dei giallo-nero-verdi per distinguerli anche più facilmente grazie alle due strisciate frontali. Non stanno riuscendo a trovare però forse il centro del gioco offensivo, che è il 10, lo dimostrano i gol messi a segno, ma non solo, le qualità lì davanti per gestire l'ultimo passaggio a smarcare il compagno. E qui la qualità ce l'ha messa nel controllo, nel dribbling destro-sinistro, Bordon che chiama la palla profonda di Destasio, lancio preciso anche se complicato da governare, lo fa anche qui in maniera efficace perché subisce fallo Patrick Bordon, piazzato Friulbroi. E Milenkovic che continua a farsi sentire in fase difensiva, non vuole lasciare troppo respiro e tranquillità ai controlli soprattutto del numero 9, mentre Valencic si è dimostrato più stabile invece nei palloni bassi e rasoterra. Adesso c'è stata una leggera e veloce discussione tra i due per capire chi doveva battere questa punizione. Allora Bordon prende la mira per questo piazzato, carica al destro forte, colpisce Valencic e già questo sarebbe stato abbastanza paradossale, se non che comunque c'era un fuorigioco, un giocatore dentro l'area piccola. Con molta calma si è avvicinato a Cilici e Valencic, non rendendosi conto di essere in posizione di fuorigioco. Qui non precisa l'apertura di Berdar verso Gajic. Con calma Laghezza aspetta il movimento di Valencic, lo premia, palla restituita dentro, c'è un po' di spazio per Folla che può puntare, movimento di Bordon, apertura invece verso Bandel con l'esterno, trovare Valencic, stop e destro forte, sballata la mira, chance cestinata da Friulbroi. Ha trovato un bel pallone qui Friulbroi in fase offensiva, trovando il proprio numero 4 che a livello di tecnica col piede sicuramente ci sa fare. Qui ha perso un po' il ritmo dopo il primo controllo del pallone di rimbalzo. Milenkovic, lui a comporre la linea difensiva insieme a Berdar e Djordjevic, palleggiano proprio
loro tre. In porta c'è Gilici, in mezzo Gajic con Misic un po' più avanzato a supporto di Peric. Questi i 7 in campo in questo inizio secondo tempo per Termogas Sistemi. C'è l'aggressione forte da parte di Bordon e allora Termogas deve ripartire dal suo ultimo uomo. Traccia interna, trovare Peric che si è sfilato dalla marcatura. La Ghezza con un retropassaggio di testa che rischia di mettere in difficoltà Lorenzo Franchini. Bravo a recuperare la posizione. Arrivarci in tempo e stoppare, soprattutto da rimarcare sempre senza guanti questo pallone, non facendolo sfuggire di mano, anche perché lì c'erano pronti rapaci di Termogas per metterla dentro. 5:30 trascorsi nel secondo tempo, 2-1 per chi difende. Occhio a Misic in mezzo a 3, non passa, finisce a terra, subito fallo. Fischia Bencic, punizione Termogas. Qui era uscito bene, ha di nuovo messo in mostra le qualità nello stretto, nella marcatura qui triplicata del numero 14. Sembra aver subito anche un po' la botta, sicuramente avrebbe preferito sgusciare via e provare il destro. È sempre fair play da parte di Patrick Bordon, che va a scusarsi per questo intervento che chiaramente non era pensato per fare male. Si rialza Misic e Gajic sta già calcolando distanza e traiettorie per provare a mettere in difficoltà Franchini. Anche Peric e Berdar sul punto di battuta. Franchini ne mette 3. C'è anche Misic a disturbare la visuale al portiere avversario. Parte Berdar, si è staccato Gajic, schema perfetto, calcio di rigore, tocco di mano di Laghezza, Che sperava di averla mantenuta aderente al corpo. Secondo Bencic non è così, in effetti forse proprio nel movimento a fermarsi di colpo per chiudere il tentativo avversario l'ha allargata un po' troppo e quindi rigore. Gajic contro Franchini, parte Gajic, spiazzato il portiere di Termogas, nuova parità, doppietta per Gajic, 2-2. E il gol del 2-2 e la doppietta del numero 10 di Termogas Sistemi, Drazen Gajic. Ci pensa sempre il Diez di Termogas a mantenere a galla la squadra giallo-verde-nera, triplo colore, con la piazzato completamente preso in giro, no, per non ritornare sullo stesso termine, preso in giro il movimento di Franchini, che si aspettava un altro tentativo invece dell'incrocio. Quindi Berdar, scambio un po' balbettante con Djordjevic, soprattutto in out, restituito a Friulbroi con Laghezza che cerca Bordon con la punta. Berdar alimenta Valencic, giù Djordjevic, Bordon prova ad approfittarne, c'è raddoppio pronto di Milenkovic, un po' di spazio per Laghezza che carica il destro, serve il tocco con le unghie di Gilici a mandare in calcio d'angolo. e come sempre il numero 8 sa rendersi pericoloso dalla distanza, soprattutto su questi palloni a metà strada, o cui comunque escono dopo un rimpallo, una prima chiusura tentata dalla difesa di Termogas. Bordon forte, troppo, palla irricevibile dentro l'area di rigore. Curioso che il giocatore direi più alto in campo a disposizione di Friulbroi non vada dentro a saltare sui piazzati, ma li batta direttamente. Forse perché nelle idee delle ricerche in area di rigore il colpo di testa non è la prima che viene in mente a Friulbroi. Un appunto da fare a Bordone, che tra l'altro sentendoci potrebbe anche aggiustare o aggiustare la mira. C'era proprio in linea visiva dalla nostra postazione un Laghezza liberissimo che ha già dimostrato che da fuori sa far male. E questo l'ha detto Francesco Vitturi, no? Ci teniamo a sottolinearlo. Misic prova a seminare la guardia di Bandel, che è efficace in fase di non possesso, scambio Misic-Berdar. Poi c'è Djordjevic che aspetta dalla parte opposta, servito lungolinea per Berdar, frenata del 15 che poi cerca il filtrante verso Gajic. Gajic se la va a riprendere, Gajic, Franchini si ritrova un po' addosso il pallone, ma è efficace il suo riflesso, si rimane sul 2-2. Bravo a farsi trovare sul punto giusto, poi non molto altro. Gajic l'ha preso in pieno sul tentativo, e anche qui c'era una versione diversa dell'azione che poteva avvenire, ipotetica, sul movimento di Misic che non è stato servito. Gajic sta salendo di tono la sua partita, tanto spazio adesso per Milenkovic che può anche pensare al tiro, una finta, Milenkovic, Franchini che vola a mandare il pallone in corner. È fluttuato verso il pallone, andando a chiudere sempre un passo in più
lo specchio della porta per non dare opzioni. Battuto da Djordjevic, non trova nessuno sul secondo palo, sfuma questo attacco di Termogas Sistemi. E per ora a livello di calci d'angolo non ci stanno facendo vedere bei tentativi da entrambe le parti. Bandel, rinvio un po' sballato, Djordjevic prova a proteggerlo, la Ghezza in qualche modo con il tacco, gran giocata a tenere in campo il pallone, a renderlo giocabile per Folla, poi Valencic dietro, tracciante verso Bordon che però era scappato via, Milenkovic guida questa nuova ripartenza. Berdar, Milenkovic, ancora scambio tra i due, si propone Gajic di prima a muovere ancora il pallone verso Milenkovic. Peric aspetta in area di rigore, Milenkovic va verso Misic in ampiezza, lungo possesso, lungo giro palla elaborato da parte di Termogas, anche un po' a confermare un momento positivo, soprattutto dopo aver trovato il pareggio. Sembra aver riacquisito certezze la formazione di Termogas Sistemi. Per ora botta e risposta, non c'è stata ancora una situazione, un momento della partita in quale una delle due squadre è riuscita non solo a trovare il vantaggio ma anche a raddoppiare o comunque a rimanere in avanti. Bordon sposta il pallone in tempo, prova a lanciarsi, zona tiro, Bordon, destro secco, nuovo vantaggio Friul-Broi con il gol di Patrick Bordon, 3-2. E il gol del 3-2, Friul-Broi ha segnato il numero 9, Patrick Bordon. 3-2 per Friul-Broi e terza marcatura diversa per le maglie gialle. E adesso si riportano avanti quasi a portare oltre il discorso che stavo facendo proprio prima, da vedere la risposta di Termogas e soprattutto se riusciranno a mantenerlo questo vantaggio Friul-Broi. Berdar, filtrante, Gajic ha capito tutto del Stasio che sceglie perfettamente il tempo dell'uscita e dell'intervento difensivo. Berdar, stop e destro, attento stavolta Folla, concentrazione massima da applicare nella fase difensiva per Friul-Broi, spazio per Berdar che libera ancora la conclusione, Folla non sta facendo passare nulla. Con le mani sempre Berdar, Gajic restituisce, Berdar suola, Folla solo per un attimo, arriva il supporto difensivo di De Stasio, Gajic prova a sgusciare via, l'ultimo tocco è di Bandel che non è d'accordo, palla già giocata però da Termogas Sistemi, ancora da quella parte Gajic libera al destro, non ci arriva Misic all'appuntamento con il tap-in da 0 metri. E qui ha mancato la risposta istantanea a Termogas, l'ha mancata con uno dei suoi migliori giocatori in questa partita assieme a Gajic. Poteva trovare la sua prima rete del match Misic, qui ha mancato l'appuntamento, ritardo di qualche istante. È rientrato Dejan Simic che ora si è messo a fare l'attaccante centrale per Termogas Sistemi. Dall'altra parte invece questo ruolo lo interpreta Valencic che sfida Milenkovic alla meglio, lamenta una trattenuta il 4 di Termogas, sarà stata sicuramente reciproca. Classiche schermaglie da duello tra centravanti e difensore. Cercato Bordon, anche lui spalla alla porta. Milenkovic alza questo campanile, la Ghezza ripropone, Djordjevic e poi Misic, palla in cielo, sfida la Ghezza Simic, Simic rimbalza sulla Ghezza, Folla può ragionare, alza la testa, vede la corsa di Bandel che prende velocità, va con l'esterno dentro Milenkovic, chiusura con ghiaccio nelle vene, poi Folla libera al sinistro, Berdar intercetta. E adesso sentito il pericolo del possibile pari da parte di Termogas, Friul-Broi sembra voler cercare il 4-2, quindi il +2, mettere un po' in sicurezza, non totale sicuramente, il risultato del match. 10:40 alla fine di questo match, di questo secondo tempo, più eventuale recupero, 3-2 per Friul-Broi, andata 3 volte in vantaggio con i gol di Valencic, Bandel e Bordon, 2 volte ha pareggiato momentaneamente per Termogas Sistemi Drazen Gajic. La Ghezza, morbido, lettura di Gilic in anticipo, vediamo se parte il contropiede veloce di Termogas Sistemi. Misic ci mette qualche tocco di troppo e allora si rimette a posto difensivamente Friul-Broi. Gajic gioca a tutto campo, Berdar
triangolo. Gajic lavora su di lui Bordon che lo disturba. Gajic deve ricominciare da Milenkovic. Tutti sotto la linea del pallone nella propria metà campo i giocatori in divisa gialla. Adesso Berdar cerca un corridoio, lo trova per Misic, filtrante dentro per Simic. Si era aperto un varco bello ampio nella difesa dei gialli. Un onnipresente e attentissimo Destasio per chiudere questa tentativa offensiva. Gajic pensa soltanto alla conclusione, poi la fa partire. Franchini risponde presente. Un altro tentativo dove il numero 0 portiere di Friul-Broi è rimasto molto attento, un piazzato sicuramente non difficile per il lato scelto, particolarmente centrale, ma comunque potente, complicato da stoppare ed evitando anche un eventuale rimpallo. Sempre 3-2 il risultato in questa semifinale che mette di fronte la seconda e la terza del girone unico di questa Crese Over 35. 12 punti nel cammino dentro il raggruppamento per Friul-Broi, che ne ha fatti tanti quanti Thermodream, ma con una differenza reti peggiore, quindi Thermodream Project si è qualificata come prima e ha sfidato ieri in semifinale la quarta, cioè Scuterin. Ha vinto Thermodream Project, che quindi aspetta in finale la vincente della gara di oggi, di questa partita, che per il momento è Friul-Broi. Sta vincendo 3-2 la formazione in giallo, che ora muove le pedine dalla panchina. E anche questa partita di Friul-Broi, almeno fin qui, dimostra che sicuramente ne hanno per giocare a questi livelli e sulle semifinali fin qui della Crese Over 35, però anche il fatto che la statistica dei gol subiti e gol messi a segno rimane più o meno la stessa. È entrato Germani per Friul-Broi con la maglia numero 6, va lui a interpretare il ruolo che prima era di Valencic, quindi quello di riferimento centrale avanzato. L'altra parte nuovo ingresso in campo per Jurincic, maglia 11. Gajic gioca, punta folla, sposta e calcia col destro, credo colpisca Simic, il suo compagno di squadra. Poi Franchini, sollecitato da questo retropassaggio. Milenkovic con la posizione. Fair play con Germani. È stato costretto poi dall'arrivo di questo pallone a chiudere fuori. Sembrava in controllo, ma quando si è fatto sentire col fisico il capitano di Friul-Broi è stato più complesso. Altra uscita elegante da parte di Destasio, molto freddo nelle sue scelte nonostante sia sotto pressione. La Ghezza finta per aprirsi lo specchio della porta, libera al destro, palla che si incastra sull'esterno della rete. Un gran tentativo di Laghezza che tra conclusioni messe fuori e parate di Gilici soprattutto non ha ancora trovato un gol che forse meriterebbe. Molto puntuale e prezioso nelle sue giocate lungo l'out di destra, Laghezza sia in attacco sia in difesa. Gajic, chiaramente il leader tecnico della squadra di Termogas. Occhio a Berdar che libera al destro e prende il palo. No, anche dopo una leggera deviazione sul suo tentativo, palo interno e pallone che è venuto dall'altro lato del campo, terminato fuori in rimessa laterale. Qui anche un po' di sfortuna si mette contro Termogas. Sicuramente sì, la cosa migliore è la preparazione, è stato velocissimo a prepararsi lo spazio e la coordinazione per il destro che avrebbe sicuramente sorpreso un incolpevole Franchini. E lì fa tanto anche la copertura, l'attenzione messa dalla linea difensiva di Friul-Broi, che porta un po' anche a queste ricerche estemporanee. Ci prova Bandel. Adesso Termogas dal basso e inizia a mancare sempre di meno in questa semifinale, quindi deve trovare una risposta prima di subito. 6 minuti alla fine, 1-2 per lanciare in profondità l'azione di Jurincic. Attento Franchini a lavorare da difensore, a proteggere l'uscita di questo pallone. Mentre Djordjevic reclama un po' di calma e attenzione, è vero che il tempo inizia a stringere, però non si possono neanche buttare così le azioni offensive. Dopo una buona corsa avanzata poi è mancata la scelta giusta. Laghezza prova a ragionare, torna però su di lui Jurincic che nasconde il pallone con la suola. Contatto e body check irregolare da parte di Laghezza. Punizione da posizione interessante per Termogas Sistemi, sotto di un gol la formazione in maglia nera. È arrivato subito Milenkovic per una battuta rapida, ma adesso credo si allontanerà perché i preferiti per questo tentativo
sono pochi e ne rimane solo uno di fatto. Si allontana anche Berdar. Sarà una questione tra Gajic e Franchini probabilmente. Parte il destro di Gajic che prova a piazzare, trova il muro. Berdar controlla, esterno, dentro. Fanno tanta densità. Le maglie gialle e la Ghezza può allontanare facilmente. Sembrava pronto anche a cercare il tiro, è stato intimorito poi dal mezzo passo avanti di Bordone, che di fatto però si è fermato proprio per evitare di farsi saltare, quindi un po' anche un gioco di sguardi mentali, di tattiche scelte sul momento. Qui rischia un po' Gajic che si ferma subito dopo il contatto con Bordon, fischia Bencic. Gajic ha battuto ed è tutto buono, occhio perché lavora a spalla alla porta Simic, la chiusura fondamentale di Bandel. Qui ha rischiato di farsi sorprendere la difesa di Frulbroj. Corner anche questo, battuto veloce. Milenkovic, che parata di Franchini. Non è finita, deviazione e sarà rimessa dal fondo perché l'ultimo tocco è stato di un giocatore di Termogas. Credo che il pallone fosse già uscito al momento della seconda ricerca verso l'area di rigore. In ogni caso abbiamo visto una parata da urlo di Franchini. Un po' sorpreso, ma fa tanto il posizionamento e l'istinto in quel caso. Momento del rientro in campo di Matej Valencic, arretra lungo la corsia di destra al centrocampo Germani. Valencic fa l'attaccante centrale. Milenkovic esplora la tre quarti, filtrante per Djordjevic. Bordon, due contrasti, perde il secondo. Milenkovic manda il pallone oltre la rete di recinzione. Chance Termogas. Si è concesso un'avventura offensiva, il centrale soprattutto, centrale difensivo di marcatura, adesso attenzionato Bordon da parte sua, non ha trovato però la porta, poca precisione. Valencic, lettura di Berdar che anticipa e riparte, spallata regolare di Bordon, chiama palla folla, scelto invece Valencic, è una bella idea. Valencic per la doppietta, forse per il gol della sicurezza, sicuramente il gol del 4-2. E il gol del 4-2 per Frulbroj. Ha segnato la sua doppietta il numero 4 Matej Valencic. È entrato per questo, è entrato per mantenere il possesso, ma anche per far male e trovare un po' di tranquillità lì davanti. Adesso vedremo quanto potrà durare questa tranquillità. Sicuro non è massima e totale, perché di fronte a loro c'è un'ottima squadra, soprattutto dal punto di vista offensivo, fin qui l'ha dimostrato. Qualificazione alla finale non archiviata, ma diciamo indirizzata, anche perché continua ad attaccare con questo contropiede molto promettente la formazione di Frulbroj, con Germani che scende, zona tiro, palla smistata di nuovo di là per Valencic, extra pass per Bordon, doppietta anche per Bordon, stavolta mette l'assist Valencic ed è 5-2. Ed è subito un altro gol, Frulbroj, la doppietta anche del numero 9 Patrick Bordon. 5-2 il risultato, minuto di gioco numero 23. È entrato per fare un po' di tutto Valencic in questo finale di partita, non solo di controllo, di stop, di guarda verso la porta, e adesso colori di cartellini c'è un rosso diversi, sicuramente per Gajic e anche per Milenkovic sembrerebbe. Ne vedo uscire parecchi. Continuano gli applausi, quasi una platea, Termogas per Bencic. 3 espulsi. Io ne vedo uscire erro. 3. Temo che in 4 contro 7, o forse uno è un cambio, perché c'è pronto anche Misic, a meno che non sia solo per protestare. No, sono 2 gli espulsi, quindi Gajic e Milenkovic, ti confermo. e quindi si finisce in 5 contro 7. La lamentela era per il fallo sulla ripartenza, fallo richiesto ovviamente da Termogas, che voleva un fischio a favore. Bordone va a dare anche il suo punto di vista, perché dal suo canto non c'era nulla. Un errore che si può dire di Termogas, qualunque fosse la scelta, dubbio o meno, è quello stato di fermarsi probabilmente. Ci prova Brdar direttamente dal calcio d'inizio. Saltati un po' i nervi evidentemente, anche con la stanchezza, magari la frustrazione per un risultato che sta scappando via. È uscita qualche parola di troppo che a Bencic chiaramente non è piaciuta. E allora finale con la doppia superiorità numerica per Frulbroj, che ormai vede il traguardo della finale tra 24 ore qui contro Thermo Dream Project. Ora un altro contropiede, 3 contro 1. Bordon può scegliere tra Germani e Valencic, va per il secondo.
eccesso di altruismo da parte di Valencic, che grazie a Gilici, ancora Valencic, apertura su Germani che libera il destro di prima, non inquadra la porta, guarda il cronometro Bencic e dice che basta così. Friul-Broj vince 5-2 e si qualifica per la finale. Termina qui l'incontro della semifinale Crese Over 35, 11ª edizione. Quindi la finale